A Lido c'è già aria di festival, è un direttore sereno, motivato e abbronzato, sorridente e fiducioso, davvero in splendida forma, Alberto Barbera, quando si affaccia, con un look ancora informale, per presentare il documentario West of Babylonia, un filmato di 70 minuti, girato sul deserto californiano dal giovane regista veneziano del Lido Emanuele Mengotti, figlio d'arte del regista Enrico, che ha curato questo lavoro insieme al direttore della fotografia Marco Tommaselli e all'editing Paolo Cognetti. La presentazione del direttore della mostra è un bel biglietto da visita con tanto di garanzia per il percorso che il film inizierà a fare. Nonostante lo avessimo apprezzato, non siamo riusciti a farlo entrare nella rosa di pochi adepti che invece hanno trovato un posto all'interno del programma di Venezia 76. Però il film è bello. Quando lo vedrete, quando avrete la possibilità di vederlo, vi renderete conto anche